Per Belluno è un evento importantissimo, è importante perché riesce a riqualificare quello che è già un progetto nato con la parte urbanistica anche in una visione turistica, di accoglienza e di rete. Riuscire a mettere insieme quello che è il grande sapere che Belluno presenta nelle sue forme artistiche, nelle sue forme artigianali, ma anche nella somministrazione, e fare di tutto questo un evento che unisce tutta la città, tutti i quartieri esterni e che si propone non solo per i turisti ma anche per tutti quanti i bellunesi, e da lì il nome Belluno Viva, è un cambio di passo molto importante. È un po' una continuazione delle piccole cose che erano state fatte negli anni precedenti, ma in una visione molto più ampia e, come abbiamo avuto modo anche di sentire, che ha una durata di programmazione triennale. Questo vuol dire che è un evento che verrà amplificato, migliorato e troverà nuove sinergie ancora più forti anche nei prossimi anni. Importante appunto il lavoro fatto insieme per Belluno Viva, fatto da Confindustria, fatto da tutti quanti i rappresentanti delle attività locali e dalle istituzioni. La rete ha saputo dare un bellissimo risultato. Vi aspettiamo tutti quanti il 6 di dicembre alle ore 18 per l'inaugurazione in Piazza Duomo. Presentiamo oggi questo grande progetto Natale a Belluno, un progetto creato in sinergia tra pubblico e privato, quindi tra l'amministrazione pubblica che ha voluto fare un bando triennale per dare continuità a un progetto che deve svilupparsi negli anni, e abbiamo ottenuto una grande risposta dall'imprenditoria del nostro territorio, quindi in primis Confindustria, che ha un po' raccolto tutta l'industria bellunese, e abbiamo creato questo progetto veramente importante, un progetto che si sviluppa per tutto il mese di dicembre, quindi dal 6 dicembre al 6 gennaio proprio in centro di Belluno, nelle tre piazze principali, soprattutto Piazza dei Martiri, ma poi sarà Piazza delle Erbe, sarà anche Piazza Duomo. È un progetto a portata di famiglie, quindi abbiamo creato un villaggio soprattutto per i bambini, ma poi ci sarà anche mercatino, ci sarà la pista di ghiaccio, ci sarà anche tanti altri eventi che dureranno tutto un mese. Abbiamo domenica unito anche lo sport, quindi domenica ci sarà la Winter Run, la corsa di Babbi Natali, poi proseguiranno con eventi sul ghiaccio, quindi da parte dell'associazione del ghiaccio, ma anche del Brombol. Poi ci saranno anche tutte le attività culturali, quindi anche al teatro ci sarà per il primo anno il concerto di Natale, quindi il primo dell'anno, ma poi anche l'apertura di tutti gli ambienti culturali di Belluno, quindi dal nostro museo che sicuramente racchiude la storia di Belluno, anche una nuova biblioteca che si sviluppa su 3.000 metri quadri, e tutto questo collegato anche al territorio, quindi anche a un Nevegal che stiamo portando avanti in sinergia col Comune per questo progetto di rivitalizzazione che porterà sicuramente una stagione invernale che speriamo tutti partirà il 20 di dicembre. Stanno già in questo periodo, insomma, con questa finestra del freddo sparando neve, quindi l'auspicio è che si possa aprire il 20 questo campo scuola, quindi è anche uno sviluppo poi per tutta l'attività estiva, quindi a portata di famiglia, quindi trekking, quindi downhill, quindi tante attività che si possono fare su quella colle che noi è il colle dei bellunesi, ma io credo che lo sia un po' di tutti i veneti, perché è la prima montagna che troviamo salendo da Vittorio Veneto e anche su un attimo è raggiungibile, quindi crediamo che l'unione fra le attività del centro storico a quello del territorio possa offrire veramente al turista un programma a 360 gradi e magari che li aspettiamo in tanti per unire magari la montagna col centro città di tutti gli eventi in questo periodo, ma anche poi durante tutto l'anno, quindi vi aspettiamo a Belluno. Come avete sentito nella conferenza, oggi abbiamo presentato un progetto che per Belluno in un mese, 6 dicembre, 6 gennaio, vedrà la città, non dico trasformata, ma molto viva, come dice la nostra società, perché ci sarà una serie di eventi, momenti di incontro e soprattutto possibilità di visitare magari anche delle zone sconosciute ai più che non stanno al centro, di una Belluno fantastica. Vedete un programma su nataleabelluno.it molto vivo per i bambini, per i ragazzi e anche per gli adulti. Abbiamo dato molto peso alle aziende che, oltre ad averci aiutato economicamente, abbiamo scelto di dare spazio a loro per portare i loro dipendenti in piazza, e soprattutto allo sport, perché la pista di patinaggio, vedrete chi viene, chi è appassionato, c'è una pista veramente importante in un centro città fantastico. È stato un progetto intenso che è partito a febbraio con le prime idee su tutta la città di Belluno
e pian piano nei mesi si è reso concreto grazie all'intervento di molti tecnici, molte figure tecniche che ci hanno dato una mano, non ultimo quello del comune, compreso anche l'assessorato al turismo e alle manifestazioni. È stato un progetto che ha coinvolto la Piazza dei Martiri principalmente, con il focus sui bambini, sul far sì che questi bambini vengano e si divertono e tornino non solo a Natale ma in tutto il periodo dell'anno. Abbiamo voluto concentrare l'attenzione quindi sulla Piazza dei Martiri, ma non solo. La persona che arriverà a Belluno troverà piccole strutture ma anche arredi su tutta la piazza, su tutta la città, e un tappeto rosso che lega tutto questo progetto. Salendo su dalla Piazza Duomo si arriva in Piazza dei Martiri e si prosegue sulle varie piazze limitrofe della città, che sono già di per sé un palcoscenico architettonicamente della città di Belluno, ma lo saranno in questo evento anche per il Natale con gli addobbi che abbiamo messo in più in campo. E le strutture e tutte le attività che sono state create all'interno di questa piazza permetteranno che queste persone si divertano e vivano Belluno finalmente nella maniera totale durante il periodo natalizio.